Come direbbe il nostro Gianni Nazzaro, e chi scassamente queste canone, direbbe così. Comunque c'era un periodo, c'era un tempo, diciamo, in cui si pagava molto volentieri il canone. Era quando c'erano due emittenti. Il televisore invece di essere così era pesante, si mandavano sempre i bambini a pigiare, vi ricordate il bottone, che il bambino si alzava in punta di piede e pigiava il bottone? C'erano due canali. Sul primo la sera arrivava un signore molto distinto che si presentava e diceva: signori, buonasera, un saluto dal vostro Corrado. Bambini, mi raccomando, anche se il carosello è finito, non andate a letto perché è arrivato Topo Gigio. Topo Gigio, vieni a salutare i bambini. No. Dai Gigio, vieni, ti aspettano. No, mi vergogno. Dai Gigio, non fare così, Voglio Raffaella Carrà. E vabbè, dopo arriva, facciamo un applauso a Topo Gigio che stasera... Mentre sull'altro canale c'era un signore che portava un paio d'occhiali e quando si presentava aveva una frase molto tipica. Amici ascoltatori, allergia, buonasera a tutti. Allora questa sera, scusate, mi sono anche caduti gli occhiali. Allora stavo dicendo, amici ascoltatori, questa sera non verranno dei cantanti a cantare, avremo un quiz e io voglio presentare subito tre concorrenti che sono agguerritissimi e voglio presentarveli subito. Signore e signori, ecco a voi Lino Banfi, Renato Pozzetto e anche Fantozzi. Facciamo un applauso a questi concorrenti che sono andati subito in cabina e sono pronti per rispondere alle mie domande. Allora attenzione, la prima domanda: chi cantava la canzone Come mai? Chi sbaglia naturalmente viene eliminato. Si è prenotato Banfi, complimenti, è stato velocissimo. Ragazzi, era facile. Tutti quanti abbiamo indovinato chi ha cantato la canzone Come mai era gli 883 di Max Pezzelli. Effettivamente, ho indovinato. Io non fate l'applauso purtroppo io qua. No, perché ha sbagliato. Qua io ci ho scritto Max Pezzali e non Pezzeli, purtroppo Banfi l'ha eliminato. Come sono eliminato? Ti spacca la cosa sul collo, no, purtroppo facciamo l'applauso adesso perché se n'è andato via e ha sbagliato. Allora, se non sbaglio sono rimasti in gara il Lizza, il nostro Fantozzi e il nostro Pozzetto. Vediamo chi dei due sarà il più bravo. Allora attenzione, caro Pozzetto, cominciamo da lei. Ci dica qual è l'animale più veloce. Allora, praticamente l'animale più veloce è l'aquila, perché là, esatto. Fantozzi, ci dica invece qual è l'animale che non dorme mai. Attenzione. L'animale che non dorme mai è il maialetto, mai a letto. Esatto, bravo Fantozzi, uno pari. Allora Pozzetto, ci dica cosa fanno due suore su una Ferrari. Allora, praticamente due suore su una Ferrari vanno da Dio. Esatto. Fantozzi, cosa fa un prete sotto un palo della luce? La soia, anche questa. Allora, un prete sotto un palo della luce fa la messa a terra. Esatto, complimenti, e sono preparati questi concorrenti. Allora andiamo ancora avanti. Attenzione, passiamo un po' alla musica, vediamo come se la cava il nostro Pozzetto. Ci dica chi cantava la canzone Like a Virgin. Passo, non si può passare, deve rispondere, se no lo elimino come il Banfi. Adesso non lo ricordo, praticamente no, era una tipa, è la Madonna. Risposta esatta, Madonna, bravo Pozzetto. Fantozzi, ci dica che differenza c'è fra un fagiano ed un piatto di fagioli. Mi raccomando, non suggerite. La so che è questa. Allora, un momento. Allora, il fagiano prima si spara e poi si mangia. Mentre il piatto di fagioli prima si mangia e poi si spara. Risposta esatta, complimenti. Allora attenzione Pozzetto, ci dica qual è la cosa più veloce in natura. La cosa più veloce in natura è la cacca. Cosa ha detto? È la cacca. No, guardi, io qua ci ho scritto la luce, la seconda velocità è quella del suono, ma quella roba che mi ha detto lei qua non c'è. No, glielo dico io, guardi, la cacca, perché l'altro giorno sono andato in bagno, no? Non ho fatto in tempo ad accendere la luce che già me l'ho cagato addosso. Ma non gliela posso dare valida, ma come facciamo? Allora,
Facciamo come quello che castrava i canguri. Fantozzi colga la palla al balzo. Se risponde esattamente a questa domanda si aggiudicherà lei il titolo di testa di quiz. Visto che il nostro Pozzetto è caduto appunto sulla velocità della luce, ci dica che cos'è un anno luce, si concentri. Allora, un anno luce, dice, un anno luce, l'insieme di tutte le bollette pagate in un anno all'ENI. Esatto, amici ascoltatori, il nostro Fantozzi si è aggiudicato il titolo di testa di quiz. Allegria! Grazie! Grazie. E adesso un po' di allegria, di movimento, di colore.